Seconda corsa, una categoria G sul miglio. Sono in 8 dietro l'autostart lo schieramento 1 Vandina, 2 Viola Rossini, 3 Original Caf, 4 Eurasia Tab, 5 Victory Grad, 6 Vis Rod, seconda linea 7 Tango Quick, 8 Regensburg. Favori per Viola Orsini, Francesco Virzi in sediolo numero 2 dello schieramento. Alternativa principale Victory Grad, Roberto Vecchione numero 5. Ancora un centinaio di metri allo stacco. In partenza Viola Orsini, Original Caf e Eurasia Tab, che però sbaglia. Numero 4, sono i più veloci. Eurasia Original Tab squalificato. sopravanza Viola Orsini che lo lascia sfilare. Quindi Original Caf in vantaggio nei confronti di Viola Orsini, poi Vandina, ancora Regensburg, poi Tango Quick. Viola Orsini in poche battute va su Original Caf e lo sopravanza, dopo 300 metri è leader. In seconda posizione rimane Original Caf. Vandina in terza, poi Regensburg e via via tutti gli altri in fila indiana dopo 400 metri percorsi in 32, con Victory Grad in penultima posizione avanti a Visrod. Sono rimasti in 7 dopo l'errore di Eurasia Tab e ora il treno di corsa va piuttosto a rilento, 48,9 per i 600. Davanti alle tribune Viola Orsini si trascina Original Caf, Vandina, poi Regensburg, ancora Tango Quick che è il primo ad accennare a muovere all'esterno, ma a questo punto c'è l'anticipo di Regensburg dopo un giro in 1,5 praticamente. Viola Orsini continua a comandare la gara e nella sua scia rimane Original Caf. Siamo all'altezza del chilometro in 1,21. Lungo la corda va invece Victory Grad che segue Vandina, all'esterno anche Tango Quick. Siamo ora a 500 scarsi dalla conclusione con Viola Orsini che allunga, rimane in scia Original Caf, all'esterno si impegna Regensburg, poi anche Tango Quick, cavalli sulla curva conclusiva a metà della quale Viola Orsini in vantaggio su Original Caf, poi Regensburg e Tango Quick, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Viola Orsini che è in buon vantaggio contro Original Caf, finale con Viola Orsini che vince facile. Original Caf è secondo, per il testo Tango Quick batte Regensburg 1.18.1, 29.8 a chiudere. La vittoria mai in discussione per Viola Orsini che una volta al comando non ha avuto alcun problema, graduato per oltre 800 metri, poi sulla progressione di Regensburg gradualmente ha accelerato per vincere, vedete, in totale scioltezza. Francesco Virzi, Viola Orsini da favoriti, quota crollata 1,48 in chiusura. Secondo posto per Original Caf, al terzo Tango Quick che piega Regensburg.